Io vi accompagno fino ai 30 secondi, poi rimarrò in silenzio. Come da regolamento, da parte mia, bocca al lupo, buona gara. Ricordo solamente i giri: giro di lancio e 2 giri per gli esordienti del secondo anno, giro di lancio e un giro per gli esordienti del primo anno. 1 minuto alla partenza. Eccoli qua, partiti! Dai ragazzi! Vai! Occhio, via da lì! Occhio! Vuole qualcuno finire. Dai Damiani! Chiedi! Molto bene! Vai Luca! Vieni dietro Luca! Bravo Simone! Dai Tony! Dai Nicola! Può andare adesso, andare! Dai Nico, coraggio! Piano! Dai Mirko! Bravo Ego, dai! Culo fuori, vai! Dai, tranquillo! Culo fuori, vai così! Grazie! Dai Marco, dai! Non esagerare, Ricky! Non fai in tempo, Non fai in tempo! Vai, Sole, qui avanti, vai! Ah no, ce l'ha raccontato, Bravissimo, non mollare! Vai Andrea, dai! Ecco quello che ce la può dare. Dai Daniele! Dai che ce l'hai! Dai Daniele! Bravo Yami! Vai Marco! Via Marco, dai! Bravo! Guarda Dario, dai! Vai Gabri! Lascia! Occhio! Arriva! Dai! Quarta fila. Terza no? Il primo numero con te. Ale Jack! Bravo Eia!
Di là, sì. Bravo! Vai Andre, vai! Molla, molla! Vai, vai, vai! Bravo! Vai Matteo! All'Aindi, via dall'Aindi! Ale Marco! Ale Marco! Primo giro che sopra non si dice che c'è scoccia. E cosa è vero? Dell'Anti-Bike vediamo di riconoscere l'applauso del pubblico per Giulio Biscardi. Aprite la volata, l'applauso del pubblico, vediamo, ed è Riccardo Corradi, se non sbaglio, sì, Riccardo Corradi, applauso, eccolo qua, bravo Gabriele Garsini. Bravissimo Marco dell'Ucico Stamatana, l'Apple Strada System Cars. Quindi abbiamo conosciuto il primo vincitore, Giulio Viscardi, atleta nato il 27 gennaio del 2002, ottimo atleta, rappresentante dell'Alpine Bike di Sondrio. Altra società Santo arriva anche con 206 Daniel Serdino della UCLA 1900. Anche di Mattia Beretta, atleta Brianzi con 216 Filippo Colombo. 208 Filippo Latella, cicli.com. Samuele Motta, altro rappresentante del sodalizio lecchese, responsabile dell'attività giovanile, Luca Maggioni che al seguito della società, arriva anche Federico Bartoli della PRD Sport Factory Team, società laziale, poi da qualche anno impegnata nell'attività della mountain bike. Altri arrivi. Lui è Mirko Achilli della Rider Team Pavia, che deve fare ancora un giro, vediamo un attimino se arrivano anche gli esordienti nel primo anno perché c'è la volata, vediamo un attimino la volata, cerchiamo di capire, sono tutti esordienti del secondo anno esordienti del San Martino dalle gare femminili. Vediamo Paolo Triscello, responsabile per quanto riguarda le classifiche, personaggio noto per quanto riguarda l'attività della mountain bike, ormai da più di 20 anni nel mondo della mountain bike. Altri arrivi, bravi ragazzi, esordienti del primo anno. Luca Grigis, le Marmotte Loreto, una società importante. Intanto eccolo qua il vincitore col 323 è Matteo Sifredi della Rusty Bike di Ponte d'Assio, quindi buon profeta in patria. Quindi inizia bene la stagione per la Rusty Bike, è stato anche protagonista la settimana scorsa alla Cipressa Race, quindi tanto arriva anche Matteo Magnini. Raccontaci un po' il finale, perché all'ultimo giro eravate poi lì tutti assieme. Bravi, Per staccarci la salitella, siamo rimasti due, pian piano siamo andati su. Vieni qua, eccolo qua il vincitore, non lo conosciamo quest'oggi, ciao. Allora, ciao Giulio, allora raccontaci un po' il finale, insomma eri anche tra i favoriti di questa gara, com'è andata? Sono andata bene, sono riuscito ad andare all'ultimo giro, sono riuscito a avvantaggiarmi un po' e dopo sono riuscito a tenere il guadagno. Come hai trovato il percorso bello tecnico da cross country? Sì, è tecnico, un po' scivoloso a causa della pioggia, ma è divertente. Quest'anno puntiamo alla maglia? Sì, puntiamo alla maglia. L'ho deciso, tranquillo, grazie mille. Ma facciamo un applauso al vincitore. Ma come ti vogliono bene? Devi pagare da bene a tutti adesso, lo sai? Dice anche di sì, Grazie. Facciamo un applauso a Matteo. Vieni qua. Allora, per correre in casa sicuramente ti ha dato un input, uno stimolo in più. Sì. Com'è andato il finale? Raccontaci la gara. Sono scattata via nella prima salita e poi ho provato a allungare in discesa. Cosa significa per te questa vittoria? Per te come atleta ma anche per il team? Molto importante? Un nuovo inizio. Senti, dedichiamo la vittoria a chi? A mio padre. Perfetto, ci vediamo dopo, ciao!